I therefore declare draft decision 44-8B.20 adopted. Un colpo di martello a Fuzhou, in Cina, sancisce l'ingresso di Padova Urs Pitta nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. I cicli affrescati del Trecento sono ora nel World Heritage List. Oggi Padova ha ricucito una sua identità lacerata e lo ha fatto, guarda caso, riconoscendo la centralità simbolica e costitutiva della sua identità che è il Trecento. Quindi oggi il Trecento padovano è sotto le vetrine, è nella vetrina del mondo e penso che sia per la nostra città un momento particolarmente significativo. Un lavoro iniziato molti anni fa, rimandato di un anno a causa del Covid, diventa ora realtà. Grazie Padovani, grazie Ministero, grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per Padova e Padova, lo ripeto per l'ennesima volta, quando Padova fa squadra siamo una città eccezionale. Giotto, Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichieri da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Questi gli artisti che hanno reso grande la Padova del XIV secolo con le loro opere, i loro cicli affrescati e complessi monumentali in città. 8 luoghi di Padova che dal 1305 al 1397 rappresentano una rivoluzione nell'arte figurativa. In collegamento dal Ministero a Roma con il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, il sindaco di Padova ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa candidatura, un lavoro corale come è stato più volte sottolineato. A rimarcare questa sinergia anche il presidente della regione Luca Zaia, che si è congratulato parlando di una bella giornata che entra nella storia dell'arte, della cultura, della storia di Padova e di tutto il Veneto. Un traguardo, ma anche un punto di partenza per rendere Padova sempre più attrattiva ai turisti. Il mondo ci sta guardando, adesso noi abbiamo sulle spalle la responsabilità. Ecco che questa occasione è veramente quella di una rinascita piena e la sfrutteremo al massimo.